La frutta di Martorana prende il nome dal convento omonimo, il monastero della Martorana, situato al centro di Palermo. La frutta di Martorana è un classico della tradizione dolciaria siciliana, conosciuto e apprezzato nel mondo. Questo dolce tipico siciliano è composto da una pasta molto simile al marzapane e alla pasta di mandorle, a base di farina di mandorle e di zucchero. I pasticceri siciliani riescono a riprodurre ogni tipo di frutto, alcuni realizzano anche dolcetti a forma di pesce, ricci di mare e tanto altro, colorando e rallegrando, in particolare nei mesi di ottobre e novembre, le vetrine delle pasticcerie siciliane, in particolare palermitane, trapanesi, agrigentine e messinesi. Questo tipico dolce siciliano viene tradizionalmente confezionato per il giorno di Ognissanti e per il giorno dei morti, per esorcizzare la paura della morte durante la commemorazione dei defunti molto sentita in Sicilia. Non è facile preparare la frutta di Martorana, i pasticceri diventano dei veri e propri artisti e grazie a tanta pazienza e buona abilità manuale riescono a modellare a mano, aiutandosi con gli stampi appositi in gesso, ogni singolo pezzo che viene successivamente decorato con un pennello sottile con i coloranti alimentari. Senza limiti alla fantasia, le vetrine dei pasticceri si riempiono di prelibatezze che assumono le forme più inconsuete. La frutta martorana, in dialetto frutta martorana, prende il nome dal convento omonimo, il monastero della Martorana. Situato al centro di Palermo, è fondato nel periodo normanno nel 1143 da Giorgio d'Antiochia, ammiraglio greco-siriano del re normanno Ruggero II, nei pressi del vicino monastero benedettino, fondato dalla nobildonna Eloisa Martorana nel 1194, da cui prese il nome. Si racconta che le suore del convento, dovendo ricevere la visita di un altissimo prelato, abbellirono il loro giardino durante il periodo autunnale con tanti frutti colorati fatti con le loro mani, con un impasto che prevedeva albume d'uovo, zucchero e mandorle tritate. Questi dolci vennero molto apprezzati dal prelato e successivamente arrivarono anche alla corte del re, da cui il nome di pasta reale. Le suore della chiesa Santa Caterina, situata nel centro storico di Palermo, preparavano e vendevano questo dolce fino alla metà del 1900. La frutta di Martorana è un prodotto inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed è riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale siciliano. Le ricette per fare la frutta di Martorana si differenziano per la preparazione della frutta martorana, che viene effettuata a caldo oppure a freddo. Nel primo caso lo zucchero da utilizzare deve essere quello semolato, visto che si lascia sciogliere sul fuoco con l'acqua ed eventualmente con degli aromi come la vaniglia, la cannella e i chiodi di garofano. Nell'altro caso si utilizza lo zucchero a velo, da amalgamare alla farina di mandorle, glucosi ed acqua. Ma vediamo la preparazione a freddo. Gli ingredienti per circa 2 kg di frutta martorana sono 1 kg di farina di mandorle, 800 g di zucchero a velo, 130 mg di acqua, 2 fialette di aroma di mandorle, 100 g di glucosio, 2 cucchiai di miele di acacia. Mescolate tutti gli ingredienti insieme dentro una ciotola e mescolate prima con un mestolo di legno e poi a mano. Dovete ottenere un impasto liscio e omogeneo. Le mandorle contengono una buona dose di olio, che pian piano riusciranno a rendere perfetto l'impasto. Ricavate poi delle palline per affinare ulteriormente l'impasto. Quando l'impasto è pronto, potete pressarlo dentro le formine, oppure se siete abili, modellarli a mano. Per alcuni stampi può essere consigliato utilizzare la pellicola trasparente per foderare l'interno, in modo da poter staccare la frutta martorana più facilmente senza farla rompere. Lasciare asciugare la frutta martorana per 48 ore. Adesso i frutti sono pronti per essere colorati con coloranti alimentari diluiti nell'alcol puro. Dopo circa un'ora il colore sarà asciutto e potete lucidare leggermente i dolci con la gomma arabica.